Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, buonasera, buonasera. Ovviamente sigletta sbagliata, dovevo mettere quella di Reni J e invece mi è partita quella di Reni Retro, vabbè, fa niente, cose che succedono in live e quindi niente, dobbiamo oggi fare, diciamo, l'unboxing di due di questi pacchetti. Questo no, perché questo si presta, e mi raccomando il baffo sempre che ride, di Amazon. Questo si presta ad essere aperto, sballato. È, diciamo, il contributo di un mio fan, di uno di quelli che vede i miei video. Si presta di più a essere aperto durante uno sfogliamo insieme, della rubrica Sfogliamo Insieme. Qui invece oggi dobbiamo fare l'unboxing di, diciamo, ciò che contengono queste due scatole, ok? Quindi salutiamo mia moglie che mi segue da YouTube, benissimo, collegata da YouTube, e quindi niente, dobbiamo andare ad aprire queste due scatole. Come vedete, ovviamente sono state messe sempre col baffo di Amazon verso l'alto. Riguardo ad Amazon, quindi facciamo una piccola introduzione. Sono sempre attivi i miei siti, diciamo quello un po' che è più adatto al periodo è classe74.it, perché lì troverete anche una sezione dedicata al Natale, ai regali di Natale, che potrebbero essere dei cestini con dentro diciamo dei liquori, o quantomeno dei torroni, dei panettoni, o anche può essere interessante andare a comprare, per chi ancora, ovviamente l'8 dicembre manca ancora qualche giorno per fare albero e presepe, ci sono anche le decorazioni natalizie, qualche fila di lampadine di Natale, diciamo tante idee, e poi idee regalo come possono essere il mondo di Toon, o possono essere dei gioielli. Ci sono su classe74.it, se cliccate su gioielli ci sono tante marche di gioielli come Swarovski e tante altre, in cui scegliere diciamo il regalo più appropriato, o anche all'interno della categoria Toon ci sono tante statuine, tante idee da regalo, insomma, senza scartare ovviamente, come ho già detto, dei cestini natalizi, e chi più ne ha più ne metta. Quindi diciamo vale la pena andare a visitare classe74.it. Detto questo, visto che io, come vi ho anticipato, le mie live cercherò di farle sempre più brevi, il più breve possibile, allora procediamo con l'apertura del primo, subito sparati sul primo pacco. Il primo pacco è questo qui. Allora, c'è già lo scotch natalizio di Amazon. Noi facciamo subito così, grande pacco. Oggi, quando sono rientrato con questo pacco in mano, la mia vicina di casa mi ha detto: mamma mia, che te sei comprato così grande? Io ho detto: guarda che purtroppo Amazon utilizza scatoloni che poi contengono altre scatoline più piccole, e quindi Amazon, vedete, ha messo questo, vedete, tanta carta, e dentro esce solo un pacchettino piccolino. Quindi tutto qua, questo si può buttare via. Allora, questo era proprio quello, vedete? Allora, questo c'è da dire qualche cosa su questo disco. Questo disco è un'edizione limitata, a quanto pare mi hanno detto 500 copie, mi paiono molto poche, perché gli autori di questo disco, tra l'altro è anche autografato, quindi edizione colorata, numerata, 500 copie, e autografata. Già non si trova più su Amazon, dice non disponibile, però mi sembrano veramente poche a livello italiano, solo 500 copie di questo disco, che adesso andiamo ad aprire. C'è ovviamente l'apertura facilitata di Amazon, che poi si rompe mentre uno apre. Andiamo ad aprire, andiamo a vedere cosa contiene questo. Allora, andiamo a vedere. Ok, guardate, ecco gli autografi,
limited edition 316 di 500. Effettivamente è un'edizione limitata perché c'è scritto il numero di copia, vedete? Ah no, 314 di 500. Vedete, adesso ha messo a fuoco bene. Questi ovviamente sono gli autografi dei Datura e questo è Eternity. Allora, già era uscito Eternity 25esimo anniversario, ma quello era un mix disco bianco, bellissimo, bellissimo, ok? Invece questo qui è l'album dei Datura. Allora, andiamo a leggere insieme. Io ho tutti i mix di questi brani, però averli in un album è tutta un'altra storia. Allora, l'album si chiama Eternity, che dovrebbe essere il loro maggior successo, però secondo me, diciamo, i Datura hanno fatto tantissimi successi. Questi che sono contenuti in questo album sono tutti grandi successi, e quindi, diciamo, dare un titolo all'album è stato un po' già un po' più difficile, perché diciamo scegliere quale brano doveva dare il nome all'album, secondo me è già stato complicato, perché tutti quanti hanno avuto un grandissimo successo. Allora, l'album si chiama Eternity, Northline è il primo brano, 2 Devotion, Datura Devotion si conosce tantissimo, Passion dei Datura, Mystic Motion, cioè East Line, New Style, tutte allora South Line. Questi qua che sto North Line, South Line, East Line, West Line sono degli speciali che sono stati inseriti in questo album. Poi c'è Yerba del Diablo, bellissimo, Yerba del Diablo, la settima allucinazione, The Seventh Hallucination, c'è Eternity che dà titolo all'album, c'è West Time e poi Fade to Grey, bellissimo. Io di questi, tranne North Line, East Line, South Line e West Line, io ho tutti i mix, ok? Tra l'altro originali dell'epoca, anche perché non mi pare che poi li hanno ripubblicati, a parte Eternity 25esimo anniversario, non sono stati ripubblicati, capito? Quindi diciamo che quest'album, tra l'altro singolo vinile, ovviamente rimasterizzato, 2023, data d'uscita a fine 2023, perché è uscito, mi sembra, il 1° dicembre, una cosa del genere. Comunque è uscito da pochissimo questo album di Datura. Qua ci stanno tutte special guest, tutti i ringraziamenti, addirittura c'è Billy Ray Martin. Io ho un sacco di non so se si legge, sì, Billy Ray Martin, vedete, ho diversi dischi di Billy Ray Martin, bellissima musica underground di Billy Ray Martin, e quindi diciamo che questo è un album che per gli appassionati. Ciao Michele, ho fatto vedere che c'è il pacchetto, il pacchetto c'è, lo apriamo durante uno sfogliamo insieme, che tanto lì giù vedete, questi sono tutte cose da fare, sfogliamo insieme, quindi facciamo lo sfogliamo insieme e questo lo aggiungiamo al prossimo sfogliamo insieme, ok? Quindi lo lasciamo ancora imballato. Stavo dicendo appunto dei Datura, Eternity, un album bellissimo, ovviamente musica anni 90, musica da discoteca anni 90, diciamo disco music 90 italiana, perché i Datura sono tutti italiani e diciamo hanno segnato la musica da discoteca negli anni 90, ok? Allora, adesso dobbiamo aprire questo altro pacco, un attimo solo. Allora, coltellino, fedelissimo coltellino rosso, e andiamo a aprire. Vediamo cosa contiene quest'altro pacco. Ok, andiamo ad aprire. Ok, anche in questo caso allora, un attimo solo che ho perso la visuale della live. Ok, anche in questo caso paccone enorme di Amazon, e poi dentro un po' di questa carta e il solito
sempre il baffo deve sempre ridere, ok? Ok, questo lo mettiamo via pure questo, archiviato. È andato tutto fuori fuoco, eccoci qua, siamo ritornati a fuoco. Altro vinile, altro bellissimo disco contenuto, diciamo, in questo pacchetto, ok? Ah, ecco, mi è comparso un aggiornamento del DVX, ma non mi interessa proprio, ancora con i DVX andiamo in giro. Allora, cosa conterrà questo pacco? Ovviamente contiene un qualcosa che ha fatto la storia. Qui dentro c'è un doppio vinile che ha fatto la storia, insomma, dell'autore anche che l'ha cantato. Allora, procediamo con l'apertura di questo vinile. Allora, apertura sempre facilitata, andiamo, ok. Allora, andiamo a vedere. Di questo mi sa che vi posso mettere anche il link in descrizione perché ancora si trova. Non so per quanto tempo lo troverete però, guardate un po'. Allora, questo è il doppio vinile di Lucio Dalla, dall'America Russo. Allora, io di Lucio Dalla, come sapete, ho la discografia completa, un po' album acquistati all'epoca, originali quando uscirono, e un po' acquistati in edicola quando è uscita la collezione di Lucio Dalla. Quindi avevo anche dall'America Russo. Questo però che ha di particolare? Questo è il concerto tenuto in America, a New York, il 23/3 del 1986. Quindi il 23 marzo 1986 Lucio Dalla cantò in America le canzoni che poi sono contenute in Dall'America Russo, però queste sono versioni live, versioni acustiche, versioni molto molto belle. Andatevele a sentire perché io mi pare che le ho trovate tutte quante su YouTube ci sono tutte, e questo è il doppio vinile dell'evento di marzo 1986. Allora, ci sono ovviamente 2 dischi, quindi 4 facciate all'interno di queste copertine, che tra l'altro è pure Gaterfold significa che si apre al libro, i dischi stanno uno da una parte e uno dall'altra, ok? Non è fatto a cofanetto, ma si apre e dentro ci sono sempre delle altre. Io adesso non lo apro questo come faccio sempre, perché io sinceramente i dischi li compro per collezione, anche perché adesso in datura mi sembra di aver visto già un paio di brani già di questi in giro per internet, ok? Quindi questi sono tutti brani cantati all'epoca nell'86 dal vivo da Lucio Dalla. Vedete tutti i peli che c'aveva Dalla è stato un maestro della musica italiana, anche diciamo il suo gruppo, gli Stadio, che hanno aiutato i film di Carlo Verdone ad avere successo, perché le colonne sonore degli Stadio, che altro non erano che il gruppo di Lucio Dalla, diciamo, hanno contribuito al grande successo che hanno avuto poi i film di Verdone, ma gli Stadio hanno continuato anche da soli ad avere successo, grandissimi anche il gruppo degli Stadio, ma tanto si deve anche a Lucio Dalla. Allora, qui c'è scritto 2 LP neri 180 grammi con testi e foto esclusive, Lucio Dalla a New York, tratto dal film Dall'America Russo, il concerto perduto, ok? Allora, vi vado a leggere solo i titoli che ci sono nei vari lati. Allora, LP1 lato A c'è Viaggi organizzati, L'ultima luna, Anna e Marco e Tutta la vita. Poi sempre LP1, però lato B, Se io fossi un angelo, Cara e Washington. E questo è il primo LP. Secondo LP, lato A, La sera dei miracoli, Balla ballerino, Tango, Chiedi chi erano i Beatles.
cantata e suonata dagli Stadio. LP 2 lato B, Futura, Stella di mare, L'anno che verrà e la bellissima intramontabile 4-3-1943. Guardate che Dalla è un autore che tra l'altro non ha bisogno di presentazioni, lo continuiamo a sentire tantissimo per radio. Io in macchina spesso e volentieri ascolto Dimensione Suono Soft 105.3. Chi mi segue su TikTok vedrà le mie, diciamo, car broadcast, ho chiamato quel format su TikTok. Vado in live e metto Dimensione Suono Soft Centro 105.3. Lì trasmettono un sacco di musica sia internazionale e sia italiana, sia diciamo degli anni passati che moderni. Quando trasmettono musica degli anni passati, ultimamente si stanno dando a Zucchero, ci stanno facendo sentire un sacco di brani di Zucchero, però capitano anche moltissimi brani di Lucio Dalla, ok? Quindi vuol dire che è un artista ancora molto sentito, ma già il fatto che qualche anno fa hanno fatto riuscire la discografia su vinile, quindi su un formato di nicchia, diciamo, il vinile, tutta la sua discografia, vuol dire che è ancora molto 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 sentito come autore, come cantautore, come artista, diciamo. Lucio Dalla ha tanti anni purtroppo dalla sua scomparsa. Niente, Lucio Dalla, quindi questi sono i due vinili che ho acquistato ultimamente. Faccio rivedere Datura, Eternity, LP, quindi non il mix di Eternity, e dall'America Russo, concerto 23 marzo 1986, vedete c'è scritto Live at Village Gate, New York, 23 marzo 1986, Lucio Dalla dall'America Russo, ok? Con addirittura un brano cantato dagli Stadio. Chi erano i Beatles? Il quarto brano del lato A del secondo disco, ok? Quindi questa è la versione di Amazon, la trovate su Amazon, doppio vinile nero, 180 grammi, ok? Niente, in chiusura di live vi invito a visitare il sito www.ilmondodelvinile.it, dove troverete tanti vinili. Devo ancora inserire anche questo qui, quello di Datura non ce lo metto lì sul sito perché tanto è inutile, che già non si trova più. Quelle 500 copie erano, se su Amazon sono esaurite non ce ne saranno più. Adesso vedo se ne fanno una versione magari non autografata e non numerata, perché dipendentemente dal successo che ha avuto questa, quindi se queste 500 copie sono andate tutte vendute, magari Amazon che può ne farà ristampare altre magari 500, però non autografate e magari non in edizione limitata con scritto il numero di copia, eccetera. Quindi sono cose che diciamo Amazon spesso fa, oppure tra qualche mese lo rilancerà sul mercato e farà un'edizione magari diversa, un'edizione colorata in un altro modo, o un'edizione con una copertina leggermente diversa, per esempio, e farà riuscire un'altra edizione di questo LP. Però dipende da quanto successo ha avuto questa copia, questa versione, ok? Vi ricordo anche che esiste renijstore.it, che è un sito dedicato totalmente alla musica, quindi ai giradischi a trazione diretta o a cinghia, è dedicato agli amplificatori, alle casse divise tra casse attive che non necessitano di amplificatore, basta attaccare alla corrente e al segnale e funzionano da sole, e casse passive che invece necessitano di un amplificatore, che ci sono anche gli amplificatori sul mio sito, ci sono i microfoni, ci sono le cuffie, ci sono i mixer per DJ, ci sono le console per DJ, i CDJ, che sarebbero quegli apparecchi che leggono i CD e permettono di mixare due CD, bisogna comprarli ovviamente a coppia con un mixer, e quindi si può mixare sia con la musica digitale su pennetta e sia con i CD. Ok, ho diviso comunque i CDJ perché gli ultimissimi CDJ non leggono più i CD e leggono solo le chiavette USB e prendono pure la musica da internet, quindi un automatismo enorme,
però conviene sempre a quel punto prendersi una bella console, magari stand alone. Le console per DJ sono anche divise tra stand alone, che non richiedono computer, non richiedono niente, vi portate quella, 2 casse amplificate e potete fare la vostra serata. Invece ci sono quelle che non sono stand alone, quindi richiedono un computer, una connessione USB, le canzoni devono risiedere sul computer, quindi diciamo sono slave a un PC. Quindi vi dovete portare il PC portatile con il software diciamo della console stessa, e potete poi fare la vostra serata attaccando la console alle casse amplificate e la console al PC, e poi viene tutto trasferito tramite USB. Ok? Detto questo, io vi ricordo che oggi è il 4 dicembre 2023, sono le 10.08 e questa live è più o meno la durata che io vorrei far durare le live da adesso in poi, circa una mezz'oretta, diciamo. Siamo a 22 minuti, comunque era molto semplice perché dovevamo fare soltanto l'unboxing di 2 vinili, quindi diciamo è stata una cosa abbastanza semplice. Ok? Detto questo, io vi ringrazio di nuovo, grazie mille, vi do appuntamento alla prossima live, non so quando sarà, però presto, perché dobbiamo, come vedete, lì aumentano sempre queste riviste, vedete, queste riviste qua stanno aumentando Vabbè, all'inizio ho fatto vedere sì anche il tuo pacchetto, quindi sì, riveditelo, tanto è durata poco, sei arrivato praticamente che aveva aperto da pochi minuti. Grazie mille di essere stato con me anche oggi, Michele, un saluto a mia moglie, un saluto a tutti gli altri che vedranno in differita questa brevissima live, e vi do appuntamento, appunto, come dicevo, alla prossima volta. Ok? Vediamo se riesco a beccare, ma mi sa che ho fatto un po' un macello, devo rivedere la configurazione di OBS perché ho cambiato delle cose e quindi secondo me ho creato un po' dei problemi. Comunque vediamo un po' se almeno la sigla finale la becco. Ok? Detto questo, buonanotte a tutti, ore 22:10, 4 dicembre 2023, buona serata a tutti, ciao!